Assessore, buongiorno, le chiediamo se questa programmazione per l'estate udinese è particolarmente ricca e ha delle novità rispetto alla situazione in regione. Devo dire che ho avuto modo di leggere la programmazione estiva dell'amministrazione comunale, una programmazione molto interessante, molto stimolante, è una programmazione che ci permette di uscire diciamo da questo momento non proprio facile, non proprio felice nel migliore dei modi. Ci sono già state delle anticipazioni tipo Estate sotto le stelle che hanno permesso diciamo ad Udine di manifestare tutti quelli che sono diciamo le sue potenzialità. C'erano delle vie piene, c'erano dei turisti, come dire, che hanno apprezzato molto l'offerta del comune di Udine. La regione Friuli Venezia Giulia è sempre stata a fianco del comune, lo sarà anche quest'anno, non solo da un punto di vista di contributi economici ma anche di contributi tecnici a sostegno. Un palinsesto ricco, bello, sicuro, quindi mi auguro che questa per gli udinesi ma non solo possa essere una bella e ricca estate. Sindaco, le chiedo su cosa punta Udine per rilanciare l'estate 2020 post emergenza sanitaria e quindi richiamare la numerosa partecipazione in città. Punta senz'altro ad avere il bel tempo, ma questo non dipende dal sindaco, e poi soprattutto far conoscere questo programma che oggi presentiamo, che ha tante proposte che vanno dalla musica all'animazione, agli spettacoli per i bambini, quindi ci sono tante occasioni per poter venire qui in centro città in particolare e conoscere, assistere a questi spettacoli. Penso che come ogni anno c'è una pluralità di soggetti, di temi, e quindi questa è la garanzia più importante, dare a tutti la possibilità di potersi esprimere, di poter far vedere i propri spettacoli, di poter far vedere i propri lavori. Senza censure, senza scelte di parte, è veramente un programma molto democratico.